di parlare con Amedeo Bardelli, responsabile sport di Ticket One. Buongiorno direttore, come sta? Buongiorno a tutti, bene, voi tutto bene? Tutto bene, finalmente insomma De Laurentiis ha svelato l'arcano degli abbonamenti che sono ufficialmente partiti per quanto riguarda anche la stagione 22-23 del Napoli, e io le chiedo subito com'è stata la risposta dei tifosi del Napoli al lancio della campagna abbonamenti. Diciamo non c'è Freddina. stata proprio la corsa all'abbonamento, ecco. Tiepida, Tiepida, mettiamola così. Diciamo Non tiepida, temperatura ambiente, visto il caldo in questo momento. diciamo che è una campagna di abbonamenti un po' d'attesa, ecco. Sì. fino ad ora, dottore, quanti abbonamenti sono stati staccati da quando è partita? Questo non ve lo posso dire perché è un'informazione riservata Certo. che può dare solamente la società, quindi... Però diciamo c'è Però- la caccia magari più a un settore che può essere ma una curva adesso, rispetto a un altro. ma diciamo che adesso quello che è stato fatto sono abbonamenti riservati esclusivamente a chi aveva già fatto il mini abbonamento lo scorso anno, Ok. e quindi che erano già abbonati, quindi c'è tutto il tempo e calma per poterlo fare nello spazio concesso, quindi nello spazio di tempo concesso, quindi non c'è una corsa in questo momento, perché tanto era una riconferma del posto, Certo. quindi è una prelazione. Questa mattina circolava anche sui social, Sì. abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo il costo di una commissione che non so se applica Ticket One, riguardo proprio l'acquisto dell'abbonamento, Sì. che alcuni tifosi si lamentavano che costava 24 euro. Questa commissione. È vera questa cosa oppure è una bufala? Guardi, l'unica commissione che viene applicata è quella sul web perché la logica è che ci sono recupero dei costi di carta di credito e di servizio, quindi viene fatta una commissione di questo tipo, ma sinceramente non è così esosa come mi dite. Sui punti vendita invece non c'è alcuna commissione. Ok. Quindi sostanzialmente se ci sono punti vendita che applicano commissioni aggiuntive all'abbonamento, anzi preghiamo di segnalarlo. Perfetto. A Ticket One, perché provvederemo a avvertire il punto vendita che se non smette in questa pratica verrà comunque chiuso, questo è chiaro. No, perché? Quindi avrà la vendita chiusa. Sì, perché si parlava di circa 24 euro di commissioni su un abbonamento da 5,70, in questo caso dei distinti superiori, oltre quelli che sono i 7 euro di prevendita. Ci dicevano che c'erano queste commissioni da oltre 24 euro che appena ce l'hanno detto, insomma, ci sembrava un pochino strano. Non credo che siano le commissioni applicate a Ticket One su internet, Ok. assolutamente. Quindi nel caso da segnalare, se ci dovessero essere per chi sottoscrive l'abbonamento, queste chiamiamole anche anomalie, da segnalarle a Ticket One. Perfetto. Io leggevo anche di tutte queste che sono comunque delle belle iniziative da parte del Napoli, perché adesso che se ne dica, io credo che i prezzi degli abbonamenti siano giusti e li stiamo inquadrando proprio adesso. E ci sta questa nuova, diciamo, particolarità per quanto riguarda la scontistica delle donne ed anche delle coppie. Le chiedo se a questo punto già c'è stato magari dal punto di vista numerico un implemento dal punto di vista degli abbonamenti per le donne o magari per le coppie, su questi primi numeri che stanno uscendo fuori della risposta un pochino tiepida, come abbiamo detto, del tifoso del Napoli. Sì, diciamo che c'è stata una buona risposta, questo ve lo Ok. posso dire. È un'iniziativa che è piaciuta. Sia lato Questa è donne che un'iniziativa per è quanto piaciuta. riguarda il lato coppia, quindi, Che giusto? quanto riguarda le coppie, sì, è un'iniziativa che è piaciuta. Devo dire che quest'anno comunque il Napoli ha cercato il più possibile di dare dei vantaggi ai propri abbonati. Sì. Sappiamo che i tifosi non sono entusiasti Certo. di quello che è l'andamento attuale, eccetera, ma insomma c'è ancora tempo, quindi Assolutamente non sono situazioni facili da gestire, insomma, no? Quindi hanno bisogno del loro tempo, c'è tempo per fare l'abbonamento fino all'inizio del prossimo campionato, quindi manca ancora parecchio. È facile abbonarsi,
Quest'anno tra l'altro è stata introdotta una procedura nuova che parte dal web, che sostanzialmente permette una registrazione abbastanza rapida e semplice, senza riempire i soliti moduli a mano, come si faceva fino agli anni passati, prima del Covid, e quindi è molto più semplice collegarsi, fare tutta la procedura e poi stampare il modulo e portarlo a un punto vendita e quindi fare direttamente l'abbonamento, oppure proseguire la procedura via web e comprarlo direttamente sul web. Quindi c'è questa doppia possibilità, insomma. Dottore, se il Napoli avesse preso Dybala, i vostri server sarebbero andati offline, secondo lei? Guardi, non lo so sinceramente, perché poi se devo entrare in un ambito calcistico, Dybala non credo sia sicuramente un acquisto di nome, però poi di fatto bisogna vedere quale sarà il rendimento e qual è l'aspettativa della è sempre molto difficile dire se con un determinato giocatore cambia la storia. Delle volte delle squadre raggiungono dei risultati anche con una rosa che non è eclatante. Io per esempio ho visto il nuovo acquisto, il Giorgiano, che è, secondo me, fortissimo, è veramente forte, e avremo delle sorprese da quel punto di vista. Quindi il nome sì, vuol dire qualcosa, ma che poi alla fine garantisca un rendimento. Avete visto Ronaldo con la Juventus, no? Dottore, io le faccio Quindi, secondo l'ultimissima. secondo me bisogna aver fiducia nella società, nei tecnici, bisogna aver fiducia e soprattutto nel Napoli alla maglia, e quello bisogna sempre essere affezionati. Dottore, Guardate quello che è la Roma, no? La Roma sì, ha vinto la Coppa l'anno scorso, ma obiettivamente in campionato non mi pare che abbia fatto grandi cose, no? Quindi però lo stadio è pieno, la gente è affezionata alla società, bisogna essere attaccati alla maglia, ai colori, indipendentemente di quello che si vede in campo, no? Dottore, una curiosità. Tramite il circuito Ticket One, quale squadra ha avuto dopo un acquisto l'impennata più grande di abbonamenti? C'è storicamente un esempio recente che a seguito di un grande colpo di mercato c'è stata un'impennata così grande che magari avete anche avuto in certo senso difficoltà a gestire a livello tecnico? Ma guardi, no, difficoltà a gestire a livello tecnico no, però ecco l'acquisto di Ronaldo alla Juventus per esempio è stato c'è stato un balzo soprattutto sui prezzi degli abbonamenti più che sul numero degli stessi, perché la Juventus ha sempre avuto un numero di abbonati consistente. Per l'acquisto di un giocatore obiettivamente non abbiamo notato grandi differenze. Ripeto, di solito l'abbonamento ha un valore diverso, è staccato da quello che è la campagna abbonamenti. Secondo me è un po' un errore che si fa a Napoli, è quello di guardare troppo a chi ci sarà il campo l'anno prossimo e non si pensa ai colori della maglia, a quello che rappresenta la società Napoli che sta in Champions League. A proposito di Champions, ecco dottore, a proposito di Champions me l'ha servito questo assist, ovviamente non ci sono ancora i sorteggi, quindi ancora non ci sono le date ufficiali, però il mini abbonamento Champions è un qualcosa di effettivamente concreto con la società, giusto, per quest'anno? Sì, sempre dalla società che deciderà, comunque dipende, ripeto, da chi, di quali saranno le squadre, insomma, che certamente in divenire. È in divenire. Quindi il mini abbonamento è una cosa in cui la società è sempre attenta e sicuramente lo produrrà, però diciamo che già chi si abbona, se ci saranno belle squadre, avrà la prelazione. Quindi sulla Champions. E io dico che comunque starci è sempre bello e acquistare il biglietto è sempre bello, no?
E là mi sa che vedremo dei numeri sin da subito maggiori, perché l'hype della Champions League, insomma, sappiamo anche che cosa comporta. Ma sì, cioè io di solito vedere che una città reagisce così quando è in Champions League, quando comunque sono anni che è sempre sulla cresta contro società che hanno sicuramente magari un blasone molto più ampio, eccetera, io sarei contento se fossi un tifoso del Napoli, no? A parte che lo sono, nel senso che comunque ho un affetto particolare per questi colori, ma da tanto tempo, quindi sinceramente io sono molto molto fiducioso, infatti mi dispiace vedere questa sfiducia da parte dei tifosi. Secondo me vedremo delle cose interessanti il prossimo anno, sono sicuramente molto molto ottimista. Speriamo. Dottore, grazie mille per aver accettato il nostro invito anche quest'oggi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Grazie al dottor Amedeo Bardelli, responsabile sport di Ticket One.